Euroregione.news. Giro d'Italia, Gonars esagera. Sabato 24 e domenica 25 maggio la 100ª edizione del Giro d'Italia sarà in Friuli Venezia Giulia. A Gonars, in modo particolare, hanno organizzato una grande festa in piazza Municipio dal mattino alla sera. L'arrivo della carovana rosa e il passaggio dei ciclisti del Giro è previsto per l'ora di pranzo e il pomeriggio spazio alla musica con il terzo K-Day. Il K-Day è un festival musicale che vuole unire, che ha un obiettivo che è quello anche di donare. Il K-Day ha questo nome in onore di un nostro amico Claudio Ciolin, che sui social si chiamava Claudio con la K e da questo nome K-Day. È già alla sua terza edizione. Le prime 2 edizioni sono state fatte a Castiglione di Strada, città natale di Claudio, e quest'anno siamo venuti qui a Gonars, che è la città di adozione di Claudio, dove abitava da 10 anni e dove lavorava, e siamo molto felici di questa terza edizione. Quest'anno c'è una novità, il festival si è allargato, parte dalle 11:30 del mattino con il K-Day Kids, in cui ci sono delle band che suonano musiche dei cartoni animati, ci sono i gonfiabili, ci sono i pompieri volontari di Codroipo che fanno il loro percorso Fuca e Flammis, l'Arpa a 10 corde, un'associazione di clown di corsia che anche loro faranno degli spettacolini alla loro animazione. Poi la sera dalle 18 c'è il K-Day Show, in cui ci sono 5 band, i Benders, Soundburst, i Final Stage, i Broken Wings e i The Rockstar Show, uno show spettacolo. Abbiamo fornitissimi chioschi e tutto il devoluto, tutto il ricavato viene donato per la cura e la ricerca oncologica, come ogni anno. Questo fine settimana siamo orgogliosi di ospitare anche noi il Giro d'Italia, passerà proprio per la piazza Municipio, e qui veramente approfitto per ringraziare di cuore la Proloco Gonars che ha organizzato questo evento, ma approfitto anche per ringraziare tutto il K-Day che hanno scelto di tenere viva la memoria dell'amico Claudio proprio qua a Gonars, e quindi c'è stata una collaborazione tra Proloco e il K-Day fondamentale perché lo sport unisce, quindi in questo caso abbiamo il ciclismo, unisce attraverso la collaborazione di 2 comunità, la Castiglione di Strada con la comunità di Gonars, e devo dire per uno scopo benefico. Per il Giro d'Italia a questa piazza siamo riusciti a demolire un edificio vecchio, un edificio in cui abbiamo fatto la promessa in campagna elettorale, e quindi abbiamo aperto una piazza, la piazza Municipio, ancora più grande, più estesa. Qui approfitto per ringraziare la famiglia Fabio per la loro disponibilità e per aver colto che questa piazza è a disposizione della collettività, quindi veramente anche li ringrazio per la loro sensibilità. E avendo demolito questo spazio ha permesso di allargare la piazza e ci permette di fare questi eventi. Abbiamo organizzato un capannone dove terrà sotto appunto tutta l'organizzazione del K-Day, ci sarà musica la sera, divertimento, come Gonars sa fare, quindi è famosa Gonars per essere il paese delle feste, e questa è la dimostrazione. Ringrazio anche gli alpini, ringrazio la Proloco di Fauglis, ringrazio tutti gli abitanti anche di Ontagnano, perché tutti hanno contribuito a far vivere questo momento speciale, particolare, addobbando tutto il paese. E qui anche approfitto per ringraziare tutti gli sponsor, senza loro non potremmo aver potuto realizzare questa bellissima giornata, e l'esempio è questa meravigliosa bicicletta. Adesso non sto a citare tutti, però veramente grazie di cuore a tutti gli sponsor. Ringraziamo tutti i volontari del K-Day, da chi ci dà una mano nelle cucine, e approfitto per dire che ci saranno fornitissimi chioschi, venite a pranzare e a cenare il 24 maggio presso le aree festeggiamenti di Gonars, e ringrazio proprio tutti perché siamo in tantissimi quest'anno, molto più degli anni scorsi, tutti
hanno partecipato e hanno dato un contributo, dalle band che vengono e sposano la causa perché vengono gratuitamente o con un rimborso spese, e sono grata sia io che tutti gli altri volontari, anche ai fotografi, a chi ci ha fatto le interviste, a chi dà una mano nel service, tutti i tecnici, tutti coloro che forniscono i servizi, che hanno appunto sposato questa causa e danno una mano con delle offerte e con delle sponsorizzazioni, tutto devoluto in beneficenza per varie associazioni. Vi aspettiamo sabato in piazza Municipio Gonars con fornitissimi chioschi e tanta musica dalla mattina fino alla sera. Da Gonars per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news